Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è martedì, sì, martedì 17, perché ogni tanto ho dei flash, mi disoriento nello spazio-tempo, quindi come state? Come avete cominciato la vostra settimana? Vi ricordo quindi alcune cose, questo sicuramente per le persone che già seguono il canale non sono novità, per altre persone che saranno nuove, che magari si aggiungeranno nel corso del tempo, invece sono cose nuove, quindi ricordo alcune cose. Intanto buonasera a tutti, LM, buonasera Rosa, Anna Maria, Donna, buonasera a tutte. Allora, come dirette abbiamo 2 appuntamenti settimanali, quindi se entro questa sera non riuscirò a dare la risposta alla vostra domanda, avrete ancora, altre opzioni. Quindi martedì alle 21:15 come oggi e il giovedì alle 19 insieme al Marietto Veneziano. Quindi siamo, sempre disponibili con una frequenza settimanale, anzi bisettimanale e, di conseguenza insomma le opportunità, le occasioni di, ottenere una risposta sono, piuttosto frequenti. Vi dico anche che ovviamente siamo anche disponibili per consulti professionali privati. Ovviamente nel consulto professionale c'è molto più tempo per valutare e approfondire tutti gli aspetti della questione o affrontarne più di una di situazione. Quindi sentitevi liberi di contattarci per il vostro consulto professionale, 20 € 40 minuti. Ovviamente, come vi dicevo, queste dirette sono proprio per farci conoscere, ma anche per essere presenti con voi se avrete bisogno di noi. Vi ricordo comunque che ci trovate anche sul nostro sito internet www.ilcapitano.intervista.org, che il sito è online, è disponibile ormai dal 2015. All'interno del sito troverete tantissimo materiale gratuito in forma di dispense da scaricare in formato PDF, quindi datevi da fare per studiare, applicare fin da subito tutto il materiale che abbiamo messo a disposizione. Troverete quindi dispense di esoterismo, dispense collegate al percorso cabalistico, dispense di chiriologia, ma soprattutto, è il motivo per cui nasce il sito Il Capitano, soprattutto dispensi di radionica. Se non conoscete cosa sono i circuiti radionici, sicuramente però conoscete cosa sono le frequenze e sappiate che i circuiti radionici altro non sono che schemi o grafici che sono in grado di informatizzare le vostre frequenze, quindi di lavorare su un testimone partendo da frequenze mirate e specifiche. Quindi è sicuramente una tecnologia, tra l'altro è antichissima, che ha ritrovato tutto il suo splendore di recente e sicuramente anche grazie al lavoro del Marietto che dal 2015 la divulga gratuitamente. Ovviamente mi sono accodata anch'io al suo grande lavoro, io sono diciamo meno brava nella radionica, quindi è lui quello forte lì, io compenso con altre conoscenze, mi occupo tra l'altro di astrologia, sia nella chiave astrologica moderna, sia nella chiave antica del Cinquecento. Quindi possiamo veramente studiare da ogni angolazione possibile le situazioni, i blocchi, ma anche le recidive della vostra vita, quindi dove vi andate a incartare con una certa sistematicità, proprio per venirne fuori e riuscire a neutralizzare appunto i vostri ostacoli o gli schemi che appaiono comportamentali ma che hanno un'origine e un influsso astrologico o astronomico. Quindi mi raccomando, grazie Luca, fa sempre piacere un apprezzamento. Quindi vi ricordo dunque che ho i circuiti. Sì, va bene, per ora parlavamo solo di quello. Allora, veniamo a noi comunque. Ehm,
Oltre ovviamente le dirette, oltre ovviamente il sito, a vostra disposizione ci sono anche i canali YouTube. Nel tempo abbiamo distribuito tantissimo materiale in qualità di video, in forma di video, materiale che serve e accompagna anche le dispense radioniche che trovate sul nostro sito, quindi se scaricandolo doveste trovare delle difficoltà a capire come effettivamente far partire un circuito, a cosa serve, come usarlo, eccetera, armatevi di buona volontà e cercate nelle playlist del nostro canale, dei nostri canali, in cerca appunto di spiegazioni che accompagnano e corredano appunto gli ebook, i PDF. Inoltre nei nostri gruppi Facebook, i casti sacerdotali, che è il primo in ordine di nascita e quindi di anzianità, e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, trovate quotidianamente contenuti di condivisione, tra cui anche circuiti, video che rimandano ovviamente ai nostri canali YouTube, ma sempre comunque materiale come dire, originale, nel senso non è un gruppo dove si va a scopiazzare da altri o dove girano le bellissime frasi motivazionali, ma che magari girano su 50 migliaia di gruppi, 50.000, 50 miliardi, quello che è di gruppi tutte uguali. Quindi andate, stai per ricevere una notizia entusiasmante, oppure di là arriva del denaro, ma e poi dopo vi guardate intorno e dici, ma speramos. Allora, bene. Grazie Rosa, quindi nel canale trovate ovviamente tantissimo materiale. Ovviamente nel nostro sito, di cui vi parlavo prima, www.ilcapitano.intervista.org, trovate anche la sezione shop, quindi potete vedere effettivamente le cose che possiamo fare per voi. Ovviamente vi ricordo una cosa, tra le cose di cui ci occupiamo c'è anche la magia cabalistica, quindi tutta la tradizione ermetico-cabalistica che fonda la propria, diciamo così, conoscenza su quello che è l'organizzazione dei regni spirituali e di conseguenza il loro influsso e l'apporto dei loro contributi per perpetuare questo piano materiale ancorché quello spirituale. Quindi l'antica tradizione cabalistica presenta e prepara l'iniziato all'entrare in contatto con questi regni spirituali. All'interno dei regni spirituali esistono diversi e svariati livelli che in termini astrologici possono essere associati ai vari governatori planetari, quindi a determinati pianeti. Ovviamente la tradizione cabalistica parla di Sefirot, quindi di un altro modo per riferirsi più o meno alla stessa tipologia di distribuzione di compiti, impegni, doveri che questi esseri, queste intelligenze divine hanno proprio a contributo, no? E come compito per aiutarci nel nostro percorso, ma anche per sperimentare la vita su questo piano materiale. Quindi la nostra tradizione è la tradizione ermetico-cabalistica, anche di applicazione magica, ricorre a queste forze e quindi vi ricordo che non trattandosi, o quantomeno nel nostro caso, perché la tradizione cabalistica spiega sia le Sefirot, quindi la ripartizione gerarchica delle schiere spirituali superiori, ma anche le Clifot, quindi le gerarchie infere. Il Marietto e la sottoscritta non si avvalgono prevalentemente di quel contributo, essendo un contributo piuttosto oneroso, non perché costi il rituale, ma perché ha dei costi indiretti di colpi di ritorno e di prezzi che chiedono in cambio. Quindi anche se i loro risultati spesso e volentieri sono nettamente più rapidi delle gerarchie superiori, poi gli effetti collaterali sono del tutto imprevedibili e quindi non ci piace questo rischio che corre sia l'operatore, nonostante le schermature, nonostante la preparazione, la centratura, eccetera, perché comunque tendono
a lusingare l'operatore e a montarlo su come fosse panna montata. Quindi mi raccomando, io ne sto alla larga, se non per questioni veramente gravi, gravissime, dove bisogna ricorrere a mezzi, quindi ci si sfila i guanti bianchi, diversamente mi rivolgo sempre, per quanto riguarda appunto la ritualistica, alle gerarchie superiori e chiaramente hanno tempi diversi, quindi se avete fretta non sono l'operatrice per voi. Se non siete disposti a lavorare dentro di voi, non sono l'operatrice per voi. Se avete pasticciato con altri operatori e non potete pretendere poi il miracolo da me, quindi non sono l'operatrice per voi. Ma se vi rendete conto di quello che avete fatto, vi rendete conto di anche come siete strutturati e vi affidate, sono l'operatrice per voi. Ok, perfetto. Detto questo, approfittiamo per ricordarvi, nella domanda dovete mettere il nome, la data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro, quindi se prendo l'esempio di LM che ha fatto una bellissima domanda a cui corro a rispondere subito dopo, anche perché vedo che partecipa e lì è presente, quindi non dovrò chiedere ci sei, sei qui, hai sentito il pippone della Hilde, ma vi ricordo appunto che per esempio lui ha fatto una domanda riguardo il suo datore di lavoro, il suo capo, e quindi è molto dettagliato, ha dato il suo nome, ha dato il nome del datore di lavoro, le rispettive date di nascita, e questo è fondamentale, e anche la domanda articolata, precisa. Questo è quello che mi aspetto e questo è il modo migliore per porre le domande quando vi rivolgete a un consulto, a un operatore, perché la domanda è la chiave di interpretazione, è come se fosse la lingua con cui va tradotto il messaggio delle sibille. Quindi lingua economica, lingua sentimentale, lingua di benessere, il suo linguaggio. Bene, detto questo, c'è già in sovraimpressione LM, LM ha già scritto ci sono, quindi procedo. Allora, Luca 7782, voglio sapere che progetti ha per me il mio titolare Antonio, 14 dicembre 48, se intende onorare gli accordi oppure mettermi davanti al fatto compiuto in situazioni che sa io non accetterei. Bene, allora, chiarissimo, vediamo quindi come si comporterà Antonio, che tipo di, quindi il suo titolare, 14 dicembre 48, e che tipo di intenzioni e progetti ha per Luca. Quindi tutte le altre se, gli altri se che hai posto, vedremo in base alla risposta delle sibille. Ok. Allora, gran consolazione amica, in realtà già il taglio annuncia che effettivamente ha dei progetti, ha delle aspirazioni su di te e che riconosce delle qualità in te. La carta dell'amica spesso parla di rapporti basati sull'ascolto, la comprensione, quindi sicuramente ma anche una forma di affetto che si viene a instaurare nel tempo. Io non dico che sia il tuo più grande amico, questo no, ma che sicuramente ha un approccio in questo momento amichevole e quindi di metterti a tuo agio. Vediamo un pochettino. Allora, da quello che si vede nella linea del passato, comunque ci sono state delle situazioni piuttosto vantaggiose ma anche delle riuscite. Non posso parlare di grandi cose, chiaramente, anche perché nella stessa linea c'è comunque la carta dell'ammalato. Quindi sicuramente ti sei preso delle soddisfazioni, ma forse qualche proposta recentemente ti ha messo in una difficoltà. La carta dell'ammalato spesso descrive momenti di abbattimento, quindi magari qualche situazione che a causa anche del pregresso può causarci stress, stanchezza e quindi anche un approccio un po' più pessimistico. Quindi diciamo che
qualunque proposta ti abbia fatto recentemente non è stata accolta da te serenamente o forse ti ha un po' turbato. Quindi è come se magari avessi bisogno di vederci più chiaro, di capire effettivamente che cosa vuole veramente dietro, quindi di nascosto dietro la sua proposta. Però la linea non è un qualcosa di negativo, perché ehm, costanza artista è sicuramente un riconoscere, ancorché con qualche dubbio, vedi la carta dell'ammalato, le tue qualità, le tue competenze. Quindi probabilmente i dubbi sono nel come proporti la cosa, ma è certo, almeno da come la mettono le sibille e da come posso interpretarle, che conta su di te. Quindi costanza artista parla di un qualcosa che nel tempo è andato consolidandosi e che gli ha dato dimostrazione e prova delle tue qualità e soprattutto della tua professionalità. Quindi lasciamoci dietro ora questa linea del passato e procediamo al momento attuale. Prigione, Imeneo, amore domestico. Allora, in questo momento è un po' bloccato lui, probabilmente ha intuito che la proposta che t'ha fatto non è stata accolta nel migliore dei modi, quindi non sta applicando forme di forzatura. In questo momento è come se fosse fermo, e però fermo sull'accordo che avete, ok? Quindi è comunque aperto anche ad altre forme di collaborazione. Sicuramente nel domestico individua la persona a cui dare i compiti, le mansioni e su cui lui sente di poter fare affidamento. A differenza di quello che spesso viene intuito o raccontato sulla carta del domestico, in realtà generalmente sono persone che magari non sono felici di fare tutti i compiti che fanno, però sono totalmente affidabili, quindi lui ha questa sensazione di te. Nel prossimo periodo, quindi questo è il tempo presente, andiamo avanti. Casa, belvedere, gelosia, sicuramente ci sono degli aspetti che, come abbiamo detto, si consolidano, ma aspetti anche di una certa familiarità, come se lui avesse fiducia nella tua presenza, come se sentisse sicurezza dalle tue parti, ma cioè provenire da te e quindi dalla tua collaborazione, ma si capisce che c'è un qualcosa, quindi il qualcosa sembra legato a un fraintendimento, ma anche a eventualmente delle incomprensioni che possono essere di natura forse economica, forse, non necessariamente, ma siccome la gelosia a volte annuncia agitazioni, perdite di denaro, eccetera, potrebbe magari agitarsi per un qualcosa che tra l'altro non è neanche necessariamente detto che sia vero. Non è una carta, una linea di falsità, però ha dei progetti e non sa se tu verrai meno, se potrà contare su di te anche per quello oppure no. Quindi sicuramente aspettati forse qualche agitazione nel prossimo periodo. Fondamentalmente però, guarda, i progetti che ha sono comunque di darti e affidarti dei compiti, come se tu fossi perfettamente capace di accudire, e seguire e prenderti cura di tutta la situazione e di mantenere anche situazioni di trattative e transazioni economiche. Su questo, guarda, i suoi progetti sono molto belli per te, solo che bisogna capire come vedete questi molto belli, perché magari per lui sono bellissimi e ha in mente grandi cose e conta sulle tue qualità, sicuramente non certo senza un secondo fine, un proprio vantaggio e interesse personale, ma bisogna vedere come la vivrai tu, perché l'hai comunque detto nella tua domanda, ma non è che mi mette di fronte al fatto compiuto. Nell'esito è possibile che questo avvenga, perché la carta del ladro parla di un qualcosa o di un'azione ovviamente nelle retrovie, qualcosa di nascosto. Allora, questo potrebbe anche dire una cosa, che se non trova adesione in te nel progetto, potrebbe piazzare lì qualcun altro. Quindi tu venire magari sostituito da un'altra figura,
forse un uomo più grande. Ma se questo non fosse, allora è possibile che lui cercherà di raggirarti a livello legale, capisci? Con qualche cavillo di natura contrattuale. Ma di fatto, messaggero vecchia signora, lui ha tutta l'intenzione comunque di una collaborazione di lungo corso, stabile, duratura e di fiducia. Quindi lui probabilmente proverà ad ottenere questo un po' con ogni mezzo, del resto il ladro non è, parla chiaro, da quello legittimo a quello illegittimo, quindi farà sicuramente leva su qualcosa. O magari ti comunica che piazza qualcun altro al tuo posto. Però ecco, io in fondo vedo una volontà di lui di procedere con te e non con qualcun altro. Bene, detto questo, Rosa, vediamo. Allora, Rosa, cara, ennesima rottura. Il mio ex non vuole dare il mantenimento. Sto aspettando la sentenza del giudice. Cosa puoi dirmi? Allora, intanto, Rosa, ci sei? Sei collegata? Sei presente? Vi ricordo che quando vi chiamo dovete dare la vostra presenza. Prego, Luca. Dovete confermare la vostra presenza, diversamente passo alla domanda successiva, quindi mi raccomando, Rosa, dimmi se ci sei. Mi rendo conto che a volte le connessioni impiegano tempo a riportare le vostre risposte, ma ho bisogno che siate presenti. Rosa c'è, perfetto, sì sì, ha messo i cuoricini. Ok, allora vediamo un po' questa situazione allora di Rosa. Sì, 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 è qua, c'è. Quindi, sì, sì, io lo vedo. Vediamo dunque la situazione fra Rosa, 15 luglio del 73, Nicola, 30 giugno del 77. Cosa dirà un po' questo giudice, visto che Rosa sta aspettando la sentenza? Vediamo un po'. Allora, superbia vecchia signora. Quindi è ovviamente una situazione vecchia che riguarda con l'ex. È chiaro che la carta della vecchia signora è un netto riferimento al passato, ma anche alle persone del passato, quindi gli ex. E la superbia è una presa di posizione, orgoglio, quindi divergenze. Ci stanno confermando il clima che vivi in questo momento. Vediamo un po'. Allora, Rosa. Salute Marietto, dalla regia è partito uno starnuto. Beh, quindi insomma non è una linea, non è né una linea del passato né tutta una stesa grandemente favorevole, ok? Ci sono delle situazioni che già a partire dal passato parlano di opportunità che sono state usate, diciamo così, un po' come se si fosse approfittato di una certa ingenuità, di una certa fiducia, quindi si vedono bugie, si vedono occasioni che vengono usate per tardare, per prendere tempo, e questo riguarda ovviamente la famiglia. Quindi, insomma, c'è un po' non sono scuse giustificate, sembra approfittarsi di alcuni pretesti. Ok, quindi sicuramente si comprende questo clima instabile che hai percepito nei confronti di questo ex e il sentore delle sue bugie, perché sicuramente lo conosci meglio di quanto possa vederlo io dalle sibille. Quindi di fatto ladro, pensiero, costanza, conversazione riguarda la linea del presente, è chiaro che partiamo con un ladro. E quindi c'è un tentativo di raggiro, c'è il tentativo di fregarti, mettiamola così, di sottrarsi ai suoi doveri per come può. Quindi chiaramente c'è anche un cercare delle soluzioni.
Per quello che continua a dire la stesa, si capisce, costanza, conversazione, che in qualche modo è possibile trovare in un incontro, non so se è molto presto questo incontro che dovrai fare, se col giudice, se prima ancora di arrivare in udienza. È chiaro che la conversazione parla di un contesto dove si incontrano più persone, quindi potrebbe tranquillamente trattarsi effettivamente di un'udienza o di un incontro, te il tuo avvocato, lui il suo avvocato, quindi c'è una situazione dove sembra venire fuori una soluzione, una tua vittoria, anche se quindi di sicuro ti consiglio, se ancora non hai un'udienza a breve, di confrontarti, andare a parlare con chi ti difende o comunque le persone vicino a te, perché vengano notificate anche della situazione che stai vivendo. Ma nel prossimo periodo ti devo dire che questi aiuti tarderanno, quindi se anche qualcuno delle persone intorno a te sembra eh, ma se la prendono comoda un altro po', poi, perché non la vedo come una cosa molto, molto imminente, anche se magari poi ha uno sviluppo più rapido di quello che possiamo intendere leggendo le varie righe, però ehm, anche se comunque qualcosa svolge, si sblocca positivamente per te, però ecco, non c'è un seguito, perché come vedi qui è come se tu parlassi con le persone vicino a te, che possono in qualche modo aiutarti, ascoltarti, le persone del tuo entourage, ma anche quelli coinvolti in questa situazione, ma vedi, dottore, dispiacere, disgrazia, sembra provenire una risposta negativa nell'immediato. Se non è una risposta negativa, è una mancanza di aiuti. Quindi chiunque sia qua in questo momento poi viene meno nel prossimo periodo causandoti una delusione, una frustrazione. Le cose cambieranno, quindi la situazione cambia, non si vede ad opera di chi, c'è soltanto questo netto cambiamento e finalmente la conferma di un qualcosa importante per te. Quindi non dico che è una vittoria, perché non sembra esserci un punto fermo adesso, a questo punto della lettura, ma una conferma, come un accordo che ti riconosce del denaro. Quindi sicuramente qualcosa cambierà, ma non è ancora finita, perché di fatto comunque vengono vengono contrapposte, diciamo così, delle altre cose. Quindi il nemico raffigura sicuramente degli altri ostacoli che si creeranno a ridosso del riconoscimento economico che ti viene dato, quindi ti viene riconosciuta una cifra, ma ci saranno delle cause, delle situazioni, degli ostacoli, forse perfino un atteggiamento che devi sempre mantenere di attenzione, ok? Di non fidarti, di controllare e verificare, perché succede che se anche conti e consideri o fai affidamento a quella cifra, ok? In realtà con la carta della gelosia ti puoi aspettare che si inventerà qualche barbatrucco e quindi poi, nonostante lui te li debba e venga riconosciuto che te li deve, la carta della gelosia è una perdita di soldi, quindi lui o si inventa che proprio non ne ha e anche che lo spremi non c'è come tirarglieli fuori, oppure comunque qualche altra situazione che può anche essere magari un suo ricorso, una qualsiasi altra forma di difesa che può attuare, anche se non è una difesa, ma siccome la domanda è rivolta da te riguardo questa situazione con tuo marito, ecco, col tuo ex marito, scusami, questi soldi non li vedo che li prendi, ok? Purtroppo ancora no. Ok, Rosa. Benissimo, signori. Allora, io ovviamente vi ringrazio tantissimo, vi ricordo l'appuntamento di giovedì alle Barbatrucco.
Vi ricordo l'appuntamento di giovedì alle 19, saremo il Marietto e la sottoscritta insieme a darvi le risposte, mi raccomando puntuali, così che quella mezz'ora riusciremo a giostrarla al meglio, magari riusciremo a dare risposta anche a una persona in più. È importantissimo che nella domanda mettiate tutte le informazioni necessarie e che le stringhiate ovviamente in un unico commento. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata, a giovedì.